puntata di Direttamente su Oggi inizia in un contesto un po' inconsueto. Ci troviamo a bordo della nostra auto insieme all'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, che ringraziamo per la sua disponibilità. Benvenuto. Grazie, grazie. Lo ringraziamo perché quest'oggi vogliamo parlare di agricoltura, ma abbiamo pensato che parlarne all'interno di uno studio fosse limitato e allora andiamo proprio sul nostro territorio a vedere alcune realtà produttive. L'agricoltura è un settore ancora molto importante per la nostra regione e per il nostro territorio. Intanto una domanda preliminare, Assessore, come sta l'agricoltura in Liguria? Beh, diciamo che stiamo soffrendo meno che da altre parti in Italia. Io credo che l'agricoltura sarà un motore di sviluppo importantissimo nei prossimi anni per la regione Liguria, per questo tutta l'attenzione è concentrata su questo settore. Devo dire che le difficoltà non sono poche, la burocrazia, tutti gli adempimenti ai quali sono sottoposti costantemente e giornalmente gli agricoltori sicuramente possono essere un deterrente. Per contro abbiamo comunque anche delle buone iniziative di sviluppo e anche qualche finanziamento europeo che non fa mai male, quindi cerchiamo di stare vicino alle imprese insieme anche al grande lavoro che fanno le associazioni di categoria e di tecnici sul territorio per cercare di risollevare questa agricoltura, perché poi noi, non avendo coltivazioni estensive, noi facciamo prodotti di eccellenza, di assoluta eccellenza, che però dobbiamo vendere insieme al territorio. Allora andremo a conoscere alcuni di questi prodotti di eccellenza. Uno di questi credo che sia sicuramente l'olio d'oliva. Siamo in una stagione olivicola abbastanza fiorente per quanto riguarda il prodotto finito e andiamo in prima battuta da un piccolo coltivatore a vedere anche quali sono le difficoltà di chi proprio il terreno lo coltiva proprio per mantenerlo sempre vitale. Abbiamo raggiunto un appezzamento di terreno coltivato a Levi, al confine con il comune di San Colombano, con Camposasco. Siamo con Maria Antonietta Solari che, diciamo così, fa questa attività agricola ereditata dalla famiglia. Esatto, sì. È una passione proprio di famiglia. Una passione che prende dentro e... Questi terreni li avete sempre coltivati, già il papà li coltivava precedentemente? Esatto, seminativo e fieno, facciamo quello che patate, foraggio, tutto quello che serve, ecco. Per una piccola azienda agricola. Esatto. Ora qua si verificano problemi di diversa natura. Possiamo riassumere i principali problemi per quanto riguarda questa coltivazione in questo terreno? Danneggiati dalla natura e dai cinghiali. Cioè, più che altro è la natura che abbiamo avuto dal 2014, una brutta batosta perché è arrivato giù di tutto e di più, ecco, dal cielo. L'alluvione ha fatto scendere a valle detriti, anche rifiuti, vediamo. Rifiuti, ha portato via terra, tutto, cioè nel senso poi ha fatto anche delle voragini, cioè proprio... Continuate a coltivarlo questo terreno nonostante? Dove possiamo sì, Perché il problema è anche proprio raggiungerlo con i mezzi agricoli. Esatto. Sostanzialmente che tipo di aiuto vi servirebbe per riuscire in qualche modo a ripristinare per quanto possibile l'agibilità, diciamo? Un aiuto dalla provincia, perché bisogna prendere una ditta purtroppo e non possiamo farlo noi a piccole giornate, a piccole ore, al sabato e alla domenica. Bisogna prendere una ditta e fare un lavoro come si deve, fare dalla valle alla strada e portare la terra nelle fasce. Assessore, questa è una situazione, chiaramente noi prendiamo delle situazioni a campione, però immaginiamo che con la fragilità del territorio ligure situazioni di questo genere si possano verificare anche in altre zone.
C'è un aiuto effettivo che si possa dare a chi con una piccola azienda, quindi anche con un piccolo introito, immaginiamo, si trova dinanzi a queste emergenze? Purtroppo, come avete detto, questo è un problema comune in tutta la regione Liguria. La regione Liguria è così bella ma così fragile. La regione, insieme alla Calabria, ha più alto rischio di dissesto idrogeologico in Italia. Quindi questo chiaramente è un qualcosa su cui bisogna riflettere profondamente. C'è da dire una cosa, che i problemi partono sempre dall'alto. Io non parlo del meteo, ma parlo del primo terreno che c'è in cima alla collina, sul versante. Chiaramente è un problema che si ripercuote poi a cascata. Se il terreno in cima non viene costantemente mantenuto, poi frana e quando viene la pioggia scende sul terreno successivo e avanti così. Purtroppo questo è il grande problema dello spopolamento che ha vissuto la Liguria negli anni in cui ci si riversava più che altro sulla costa per cercare lavoro, un lavoro diverso che non fosse quello del contadino. Ora stiamo riscoprendo quanto è bello invece riappropriarsi dei terreni ormai abbandonati. Chiaramente ci vogliono delle semplificazioni alla base che stiamo cercando di operare, che sono quelle di permette di recuperare i terreni abbandonati con semplicità, perché attualmente un terreno abbandonato a 5-10 anni diventa bosco e quindi per recuperarlo devi fare una serie di pratiche che non ti conviene più. Quindi stiamo cercando di di creare delle agevolazioni in questo senso. Per quanto riguarda le risorse economiche, questo è un bel problema, perché è complicato sistemare tutto il territorio. Io penso che le piccole aziende, che sono quelle che hanno maggiori problemi, ne abbiamo parlato anche prima, avranno grosse difficoltà. Questo non significa che devono perdere la speranza, però qualche possibilità c'è. Noi abbiamo questo piano di sviluppo rurale che in qualche modo finanzia qualche intervento, ma ai più piccoli non riesce a dare le risposte necessarie, o meglio, potrebbe darle ad esempio per i mureti a secco. Mureti a secco che vengono finanziati al 100%, vengono assegnati 102 euro al metro quadrato, però sono bandi e i fondi non sono illimitati. Basti pensare che il primo bando che abbiamo aperto aveva una capienza di 8 milioni, abbiamo avuto domande per 54 milioni. In 45 giorni, nella prima apertura, 54 milioni di domande, poi ne abbiamo finanziate per 8 milioni. Questo significa che è un problema che è ovunque. Poi ci sono altri paletti che l'Europa ci chiede per assegnare questi finanziamenti. Però io credo che le aziende piccole, se riescono a fare fattore comune, mettersi, insomma, non fondersi ad altre, ma mettersi insieme, fare acquisti collettivi, possono raggiungere i requisiti, gli obiettivi, i punteggi necessari per avere qualche risorsa economica, ad esempio per la sistemazione del suolo. Sulle strade è un po' più complicato, però sulle strade, se fossero sentieri interessanti, magari iscritti alla REL, Rete Escursionistica Ligure, quelli potrebbero essere oggetto di finanziamento attraverso i comuni. I comuni anche quindi hanno, sempre dicevamo prima, possibilità di accedere a questi fondi per sistemare viabilità che sono pubbliche, diciamo, viabilità di interesse sostanzialmente turistico. Ci deve essere una rete fatta tra piccoli agricoltori, comuni, istituzioni, sì, allora, per avere più forza poi a richiedere. Parlo della rete perché mentre una volta, quando si presentavano le domande sul PSR, queste richieste di aiuto, si ragionava in giornate lavorative, ora si ragiona in produzione standard. Che cosa sarebbe? Sostanzialmente è quello che tu puoi ricavare dall'attività che stai facendo. Quindi ci sono delle tabelle in base agli ettari di coltivato che hai, in base alla produzione hai delle cifre, delle percentuali, insomma, quanto vale quel terreno, quanto può rendere quel terreno. Facciamo un esempio: un oliveto di 1 ettaro per olive da olio può rendere, secondo queste tabelle che secondo me sarebbero da rivedere in modo molto pesante, può rendere 2.100 euro. Siccome questi fondi vengono assegnati, comunque i requisiti iniziali di partenza sono avere una produzione standard di minimo 18.000 euro,
15, 16, 18 mila euro in base alla fascia in cui si trova l'azienda, significa che bisogna avere molti ettari di uliveto. Però ci sono ad esempio delle produzioni a pieno campo, penso alla lavanda, rosmarina a pieno campo per il taglio, quelli rendono molto di più. Bisogna capire, bisogna verificare esattamente questi requisiti, capire se l'azienda da sola ce la può fare a raggiungere questo punteggio, altrimenti si può mettere insieme ad altre e avere il punteggio necessario per fare degli acquisti collettivi, quindi dei piani di sviluppo aziendale collettivi. La signora parlava anche di cinghiali, cominciamo a introdurre l'argomento, tanto penso che ne parleremo più volte questa mattina. Cinghiali come daini, caprioli, tassi, gli istrici, i lupi e tra poco anche altre specie stanno creando molti problemi, non solamente alla Liguria ma a livello nazionale. Spesso mi trovo con i colleghi delle altre regioni e uno degli argomenti di cui si parla più frequentemente è questo. Noi come Regione Liguria abbiamo provato a fare dei piani per gestire i cinghiali, poi ci sono sempre state le credenze, insomma queste leggende metropolitane che si cerca di tenere in vita i cinghiali per non farli estinguere. Io voglio sfatare questo mito. Un cinghiale riesce a produrre, diciamo, a dare alla luce 20 cinghiali all'anno. Diciamo che il proliferare è superiore. Quindi non avremo problemi, questo animale non si può estinguere. Però si può in qualche modo arginare, perché comunque anche con le battute anche a Levi chiamati da... Però ormai sono anche nel giardino di casa quasi. Sì, sotto casa praticamente. L'abbiamo trovata sono in anche spiaggia, un pericolo per l'incolumità. In spiaggia a Genova e a Savona, quindi il problema è se enorme. c'è la femmina coi piccoli è pericolosa perché logicamente attacca perché sente pericolo. Certo. Assolutamente, deve difendere la famiglia e quindi diventa anche aggressiva. Però anche noi abbiamo le mani legate perché non si può vicino alle case, logicamente la battuta della caccia non la fanno. E poi logicamente anche quei rifiuti adesso che il lunedì sera dobbiamo mettere i sacchetti delle indifferenziate, cioè tutto porta a dei topi che sono così e... Sì. C'è di tutto e di più, ecco. Quello della raccolta porta a porta effettivamente me lo hanno già rappresentato come un problema, perché poi il cinghiale sa che c'è la giornata dell'umido, capisce anche se non sa leggere anche il cinghiale e va e chiaramente mettere fa. di noi i cassonetti, quelli verdi che c'erano, logicamente le persone... Poi c'è anche l'altro problema che qualcuno li ha scambiati per animali d'affezione, pensa sempre al mondo delle favole di Walt Disney, gli dà da mangiare, quindi i cinghiali ovviamente si affezionano e rimangono andando in zona. Per gradi. Allora, lei parlava prima di spopolamento, è evidente che persone come Maria Antonietta che da una vita coltivano i campi, se disincentivate poi a Maria Antonietta perdono un po' l'impeto di lavorare. Ci credo. Questi muretti a secco peraltro chi li ha fatti? Mio papà nel 2005. Ecco, in questa parte qua hanno retto, quindi hanno retto perché sinceramente abbiamo fatti abbastanza bene, però dove c'è la terra logicamente sono venuti giù, ecco. Voi avete già provato in qualche modo anche con i proprietari terrieri dei terreni superiori a fare una specie di rete? Ho parlato con il comune di Levi, col sindaco, con i proprietari, però dovevano farmi sapere qualcosa, ma sinceramente non ho più saputo niente, ecco. Sicuramente l'aspetto anche economico di un intervento di questo genere significa... I comuni, anche loro, hanno difficoltà, tutto quanto, però se abbiamo un incentivo dalla forestale che possiamo tagliare un albero, la provinciale non viene... Cioè, noi diciamo di fare le cose in regola, però non avere proprio le mani legate su tutto, perché anche la minima cosa di tagliare un albero che ostruisce un ruscello non mi sembra una cosa da andare... Anche perché, Assessore, chi meglio di un contadino conosce il terreno e quindi proprio per questa affezione diretta al terreno non andrebbe mai a danneggiarlo con una misura troppo così drastica. Specialmente mio nonno erano i primi a tenere il ruscello a posto, cioè nel senso che se veniva giù un ramo lo toglievano proprio per non fare dei disastri. Sì, no, io arrivo dalla campagna, quindi queste cose qui le conosco bene, dal primo entroterra dell'Albenganese, sono cresciuto in campagna con i miei nonni, quindi queste cose qua le conosco molto bene e mi ricordo gli sforzi che facevano i miei nonni per mantenere i terreni, però erano momenti quando io ero
ragazzino in cui vedevi tutto coltivato ancora, no? Ed era un bel vedere, uno spettacolo proprio anche a livello, io penso a livello turistico potrebbe essere molto sfruttato, perché il paesaggio ce ne guadagnerebbe. Purtroppo anche tutto questo protezionismo, non parlo solamente degli animali selvatici ma anche della natura, cioè ci sono molti che pensano che un bosco non debba essere tagliato. Non è così, il bosco invecchia e muore, quindi come ogni cosa deve essere rigenerabile, bisogna effettuare dei tagli. Anche il bosco, adesso lo citavo non a caso, perché anche il bosco deve essere curato. Noi dobbiamo trovare un modo di non far perdere la speranza a quelli che ancora faticosamente rimangono sui territori, cercare di agevolargli la vita. Se possiamo farlo con delle norme che non costa denaro pubblico, bene, lo facciamo. E ad esempio la signora prima mi parlava di alcuni problemi nel Rivo, di alcuni tagli di piante eccetera. Io posso impegnarmi anche direttamente su queste cose qua, quindi se riguarda le norme noi ci lavoreremo sicuramente. Se riguarda soldi è un po' più complicato. Ad esempio, cioè questi muretti a secco qua, questo qui è arte, no? Per fare un muretto secco così la gente pensa che si debba mettere una pietra sopra l'altra, ma non è così, perché c'è una serie di situazioni, di inclinazioni, di pendenze che bisogna dare alle pietre anche interne. Non possono farlo tutti i muretti a secco, e questo è sicuramente un altro punto su cui dovremo lavorare, cercare di professionalizzare della gente, delle persone che possano riprendere a fare, diciamo, a riacquisire quest'arte dei nostri avi e cominciare nuovamente a fare muretti a secco. Purtroppo vediamo sul territorio a volte anche ditte improvvisate che fanno dei muretti, e io ne ho visti, prima pioggia li butta giù. Io li ho visti queste cose qua, fortunatamente poi non sono state pagate perché i lavori non erano fatti ad opera d'arte, però ci sono molti che si improvvisano. Fare i muretti a secco è un'arte ed è anche costoso, quindi anche su questo bisognerà lavorare, però la prima cosa è non far perdere la speranza a chi ancora presidia il territorio e lo mantiene, cercando di agevolarlo in tutti i modi possibili. E allora concretamente come ci possiamo lasciare, Maria Antonietta? La buona volontà ce la metto. Ecco, loro ci mettono questa e anche l'arte, perché comunque questi penso che il papà li abbia tramandati anche ai figli. Era anch'io, l'abbiamo fatti insieme proprio. Perché comunque c'è anche una, diciamo così, un'arte tramandata di generazione. Poi la nostra cultura, certo. Però nel Rio o le strade, cose, lì i muretti a secco non vanno, cioè lì ci vuole una forza maggiore. Ecco. Anche perché l'acqua si riprende il suo percorso. Esatto. Su questo, dal punto di vista normativo, ci sono degli interventi che possono essere studiati. Allora, se dobbiamo pensare a come ripristinare la strada che abbiamo fatto in soldoni, ho qualche difficoltà in più, perché fare un muraglione per sistemare questa strada è parecchio oneroso. Bisogna trovare qualche altra formula. Adesso io non saprei, perché sono situazioni purtroppo che si vedono molto spesso. In questo caso qua bisognerebbe capire quanti sono le aziende coinvolte, se si può fare questa rete, quindi fare una domanda collettiva di più produttori, cioè va analizzato il progetto, il problema, e eventualmente creare un progetto ad hoc per il ripristino. Bisogna, se vuole, rimaniamo in contatto, io magari attraverso i miei tecnici proviamo a ragionarci. Non è una cosa semplice che si possa schioccare le dita. Anche perché questa è un'azienda singola, non siamo agevolati nel senso che tra vicini. I macchinari sono quelli da soli, che si adoperano da soli, non c'è bisogno del trattore, c'è bisogno, perché purtroppo il terreno non lo permette, ecco. Siamo piccole aziende singole, ecco, da dire, loro possono avere il danno dei cinghiali, io posso avere il danno dell'alluvione, anche i cinghiali, però siamo aziende piccole singole, ecco. La possibilità o singola azienda di poter scendere nel Rio, di poter arrangiarci come possiamo, farcela noi anche, perché se non ci sono finanziamenti, io sinceramente abbandonare un terreno che rende, perché logicamente rendeva, ecco, mi dispiace, però avere la possibilità
di portare la terra, di portare questo, portare massi, questo e quella, da non avere delle multe, delle conseguenze, questo e quello. Su questo sicuramente ci si può lavorare. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo il nostro, però sinceramente 50.000 euro io non ce li ho, ecco, da metterci proprio. Però un anno facciamo il Rio, un anno facciamo un'altra cosa, un anno portiamo la terra, cioè. Un pezzetto per volta, loro ci mettono in sostanza la manodopera e però vogliono un appoggio, diciamo così, istituzionale, che non sia economico ma che sia anche semplicemente di non impedimento. Cioè, bisogna dire una cosa, cioè non possiamo chiedere agli enti di girarsi dall'altra parte in caso di un intervento, bisogna creare le condizioni per poterlo fare in sicurezza e questo universalmente, non soltanto qua ma in qualsiasi situazione. Su questo sicuramente posso fare la mia parte e la farò. Cioè i tempi in cui ci si arrangiava, scordiamoceli, nel senso che basta una pietra fuori posto, una cazzuola di cemento in mezzo a due pietre che uno ha subito una denuncia penale per danno ambientale, per non aver chiesto l'autorizzazione. Quindi a volte ci sono anche dei paradossi in tutto questo, però è il caso in cui si debba analizzare bene i problemi e provare a chiedere l'autorizzazione del caso anche attraverso il supporto dell'amministrazione, che sia poi comunale, provinciale o metropolitana o regionale, poco importa. L'importante è provare a ragionare insieme sul problema. Bene, allora ringraziamo Maria Antonietta, noi proseguiamo il nostro viaggio, anche se con Maria Antonietta potremo parlare anche di olivicoltura, ma insomma la prossima tappa è un frantoio. Tra l'altro quest'anno, a dispetto forse delle aspettative, si diceva che la siccità forse avesse in qualche modo danneggiato il raccolto, in realtà il raccolto è stato buono e anche ha reso parecchio, no? Avete fatto l'olio? No, noi non ha reso come olive, però quello che abbiamo fatto è veramente doc quest'anno. Bene, allora ringraziamo e noi proseguiamo il nostro percorso. Bene, grazie a lei, grazie. Stiamo attraversando la strada panoramica e possiamo già notare ai bordi della strada questi ulivi che sono un po' anche una caratteristica del paese dove ci troviamo a Levi. Come sta l'olivicoltura in Liguria? Ma diciamo che quest'anno l'abbiamo schivata, nel senso che doveva essere un anno annunciato di carica, quindi un anno formidabile. Purtroppo la siccità ha cercato di compromettere questo raccolto. In realtà poi in alcune zone non ci sono state gravi ripercussioni, però in molte altre sì, e per questo abbiamo chiesto anche lo stato di calamità naturale per tutta l'olivicoltura, ma non solo, anche per i prati pascoli e per la viticoltura. Quest'anno mi dicono dai primi sondaggi che c'è un olio di altissima qualità, olive che hanno reso davvero tanto, però la riflessione che dobbiamo fare proprio alla luce anche di questi eventi climatici è che noi abbiamo necessità di acqua, di avere delle risorse dalle quali poter attingere d'estate, comunque nei periodi siccitosi, e per questo motivo credo che avvieremo un ragionamento su eventuali bacini o pulizia delle dighe già esistenti, insomma qualcosa per creare delle risorse insomma di acqua, quelle cisterne, insomma qualsiasi cosa. Tra l'altro finanziamenti per fare questi interventi esistono, quindi quello che ci manca attualmente è questo.
Peraltro ne veniamo appunto da una zona alluvionata, diciamo così, si tratta anche di mettere da parte, perché le precipitazioni a volte ci sono, a volte sono troppo irruente, a volte invece si hanno dei lunghi periodi di secca, però è proprio una questione di organizzazione anche di quello che riguarda i bacini. Sì, ormai dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici, passiamo da un'alluvione a un momento di siccità come avvenuto negli ultimi 8 mesi in Regione Liguria, quindi i ragionamenti devono essere fatti, non si può più rimandare alla discussione. Mi rendo conto che sia molto complicato ragionare in questo senso, però noi abbiamo bisogno di scorte d'acqua. Tra l'altro questi interventi per mantenere queste risorse potrebbero avere più di uno scopo, quindi non solamente essere una scorta d'acqua per l'agricoltura, ma essere anche una fonte dalla quale attingere per lottare contro gli incendi boschivi, ma anche per frenare quelle potenziali bombe d'acqua che ogni tanto vediamo sui nostri territori. Quindi avendo un bacino vuoto potremmo in qualche modo, sapendo che c'è una perturbazione, svuotarlo e attendere la bomba d'acqua in modo poi da farla defluire in modo molto più semplice e meno problematico per il territorio. Iniziamo ora la nostra visita al frantoio, un frantoio che oggi, in questa giornata particolare in cui registriamo, non è in attività, ma che ha molto lavoro in questo periodo, in questa stagione. Intanto salutiamo il sindaco di Levi, Vittorio Centanaro. Buongiorno. Ecco qua. Allora, parlavamo di agricoltura in questo, diciamo così, segmento di trasmissione, ci concentriamo più sull'olivicoltura, però possiamo anche dare una panoramica generale sull'agricoltura a Levi. L'agricoltura a Levi adesso è un ricordo rispetto a quella che è stata la storia, la vita, l'economia delle generazioni passate. Ricordo semplicemente, do 2 o 3 numeri, no? Esistevano 440 capi bovini negli anni 60-70 a Levi, c'era una cooperativa, un consorzio a tutela e di solidarietà nei casi in cui ci fosse stato un decesso di un capo, c'era proprio le persone preposte al raccogliere fondi per andare incontro allo sfortunato. Esistevano 5 raccoglitori di prezzemolo, esistevano 5 o 6 raccoglitori di noccioline, esistevano anche dei discreti quantitativi di produzione di vini, ortaggi e frutta. Oggi è lasciato principalmente al dilettantismo. Per fortuna esistono ancora delle realtà che, soprattutto per quanto concerne l'olivicoltura, ricordo il premio Levi, quindi noi vogliamo difendere con energia questo importante settore, no? Però non ci sono quelle attenzioni al territorio e alla produzione che l'area, secondo me, meriterebbe. È un'area importante, è un'area che produce delle eccellenze in fatto di olivicoltura, date forse anche delle caratteristiche della collina e il posizionamento, diciamo, proprio orografico della collina di Levi, che è proprio nel cuore del Tigullio. Il Tigullio in generale ha delle eccellenze. L'olio, per quanto riguarda la nostra, diciamo, parte territoriale, è sicuramente una ancora delle eccellenze. Salutiamo anche Mauro Solari, che è il titolare del frantoio. Ecco, dicevamo oggi non siamo in attività, però insomma questa stagione sta andando bene. Sì, sta andando molto bene, soprattutto non per tanto la quantità ma quanto per le rese, perché io è da 20 anni che faccio questo lavoro e non ho mai visto olive che rendano così tanto. Ecco. Qual è la resa media? Ma se parliamo di quarte, che è un'unità di misura che noi conosciamo, dai 3 ai 3,5, ecco. Dai 3 litri ogni 12 kg ai 3 litri e mezzo. Ecco, Assessore, lei prima diceva è un po' questa abbondanza una caratteristica di quest'area della Liguria, forse in altre zone la resa è inferiore? Sì, diciamo che quest'anno è stato un anno di carica, annunciato, purtroppo però in alcune zone non hanno reso come hanno reso qua.
o meglio, in quest'area c'è stata qualche perturbazione, è piovuto un po' di più rispetto ad altre realtà e quindi qua ci sono delle belle olive, si vedono proprio, le abbiamo viste prima, olive fantastiche che tra l'altro hanno reso anche molto, molto bene. In altre aree, io penso all'Imperiese, le olive sono piccole, sono raggrinzite, però è tutto olio perché hanno perso, diciamo, totalmente l'acqua che avevano all'interno, si sono asciugate, ma è tutto olio. Questo non significa che la qualità sia inferiore, però comunque non è un'oliva come avremmo voluto raccogliere. Per contro però abbiamo avuto l'effetto positivo, abbiamo avuto pochissima mosca olearia e questo è chiaramente determinato dalle alte temperature. Un'oliva più sana e che quindi in qualche modo ha dato anche un prodotto di maggiore qualità. Ecco, Mauro, da quanti anni in questa attività di frantoiano? Mio papà già nel 60 aveva questa attività, poi ho proseguito io, ormai saranno circa 20-30 anni che faccio questa attività. È cambiato? Guarda, un'annata come quest'anno non l'ho mai vista io, proprio una cosa così strana, ma bello anche da parte dei contadini, perché non ho mai visto la gente che andava via così contenta dal frantoio. Perché... Sentivamo prima il sindaco dire però che c'è stato anche a Levi, come in altri paesi, un mutamento anche in quelle che erano le coltivazioni di un tempo, eccetera. L'olivicoltura ha retto in tutti questi anni o è cambiata anche quella? No, secondo me quando c'è l'anno di piena funziona molto bene ancora Levi, perché la gente ci sta dietro, le cura e pulisce anche qualche pezzettino di terreno che di solito si vede rimboschito, ma però vanno a pulire perché gli interessa molto avere l'olio in casa alla gente. Questo non è un elemento secondario, la cura dei terreni. Assolutamente no. Io voglio riprendere un attimo l'argomento di prima, non per come dire, penalizzare il settore, tutt'altro. Io vorrei che venisse rilanciato a pieno, proprio anche in considerazione di quanto diceva lei adesso, cioè la gestione ottimale dal versante è una garanzia di sicurezza oltre che per il versante anche per il fondovalle e per la città. I problemi che si sono verificati a Chiavari e a Levi nel 2014 sono stati in parte determinati da tutto il materiale che è finito in alveo di Rupinaro e dell'Entella e del Lavagna, che hanno causato frane su Levi e esondazioni su Chiavari. Se il territorio è gestito bene, oltre che l'aspetto visivo, quindi ottimale anche per il turista, per colui il quale visita il nostro territorio, è una forma di garanzia per tutta la realtà territoriale. Ultima cosa, io dico anche che un grosso merito per quanto concerne la produzione e la qualità dell'olio ce l'hanno indubbiamente frantoi come questo che sono tecnologicamente avanzati, ma ce l'hanno anche quelle forme culturali positive da parte dei produttori che oramai quasi in tempo reale conferiscono l'oliva in frantoio e non rimane più decine di giorni come veniva in passato nelle cantine o nei fondi e quindi poi veniva fuori una sostanza arancida, muffita eccetera. E devo dire che il premio Levi, lo rivendico, grazie anche alla collaborazione importante col dottor Bruzzo, ha contribuito credo a far sviluppare questo concetto di qualità, no? La tempistica, la qualità del frantoio ma anche la intelligente operazione di raccolta con le reti e di conferimento del frantoio nei tempi giusti. Assessore, l'importanza anche di una cultura proprio della coltivazione. Stavamo capendo anche che non serve solo raccogliere le olive, ma c'è anche tutta la parte della conservazione, del conferire in frantoio un prodotto che sia sano e il più celermente possibile per avere poi un prodotto di qualità. Che importanza ha? Lo diceva il sindaco, un'importanza assoluta. Io la riflessione che faccio, anche in virtù di quello che è stato detto, sia adesso col sindaco ma anche con la signora di prima, noi dobbiamo cercare di rilanciare fortemente questo settore, non solo parlo dell'olivicoltura ma parlo dell'agricoltura in generale, perché mantenere le nostre fasce, le nostre colline a posto significa poi non avere problemi quando ci sono queste famigerate bombe d'acqua, queste perturbazioni che tutte le volte ci mettono ansia e apprensione, però è chiaro che la burocrazia non aiuta.
Qui abbiamo la fortuna in alcune zone di avere le strade anche vicine, quindi avere infrastrutture viarie che agevolano il recupero di alcune zone, però devo pensare che se ci fosse un uliveto in cima alla collina senza strade e con una produzione minima, nessuno andrebbe a raccogliere le olive. Si potrebbe aspettare, magari sperare un anno di carica per vedere recuperato qualche terreno. Quindi qua l'altra riflessione è: o si fanno delle infrastrutture, quindi delle strade per arrivare in tutte le campagne, e penso sia impossibile, oppure si trova il modo da incentivare economicamente, quindi dare non dei fondi, ma dare un valore aggiunto alle produzioni, quindi al prodotto, che sia una materia prima, che sia un lavorato, un prodotto finito, trasformato, che dia la possibilità a quelle aziende di poter rimanere in piedi, di dargli anche quella dignità di non dover chiedere tutte le volte un riconoscimento economico, ma che possono stare in piedi con le loro forze. E questo dobbiamo farlo assolutamente facendo anche un'azione di marketing forte, perché noi non dobbiamo più vedere i nostri prodotti agricoli come un prodotto alimentare o agroalimentare, noi dobbiamo vedere come un prodotto turistico. Questo probabilmente sarà il valore aggiunto che noi potremo dare alle nostre produzioni, vendendo non solo più la bottiglia di olio come un prodotto da consumare sano, salubre, che fa molto bene alla salute, come già detto più volte, specie il nostro extravergine, ma sarà anche vendere una parte del territorio e regalare delle emozioni. Io penso che sia importante riprendere tutto il territorio, compreso il bosco. Anche il bosco era una grande risorsa, non solo per la castagna, ma lo era per i funghi, lo era per il legname, lo era addirittura per le foglie che servivano da letto per le mucche nelle stalle. Noi adesso in questo momento a Levi abbiamo, credo, un mio vicino di casa, lo ringrazio e lo applaudo la sua, voglia di operare, abbiamo 9 mucche cabanine, ma di 440 capi bovini ne sono rientrati 9, si era arrivati a 0. E indubbiamente c'è tutta secondo me, un fermento che dovrebbe essere, sostenuto, e deve essere sostenuto in maniera attenta, con delle leggi che sgravino, sburocratizzino, velocizzino. Noi abbiamo fatto recentemente, lo voglio sottolineare e ricordare, una delibera di giunta per combattere la linea CETA, cioè questo accordo assurdo che la Comunità Europea ha intavolato con il Canada. A difesa e a sostegno della Coldiretti, che lo ha promosso, noi come Comune di Levi abbiamo fatto questo piccolo atto, però credo significativo. Noi non possiamo permettere che i nostri prodotti, che sono controllati, che sono sani, che sono genuini, vengano inquinati. Tutte le nostre DOP, tutte le nostre IGP, tutti i nostri prodotti, che con laboriosa attenzione da parte di tutti per decenni hanno raggiunto il livello ottimale, vengano, oltraggiati da logiche commerciali fatte da un paese come il Canada, che ha un non controllo sul frumento, sugli OGM, cioè è una roba assurda. Noi questo credo che non lo dobbiamo tollerare, non lo dobbiamo accettare, con le nostre forze, con i nostri limiti, perché ovviamente un comune non ha la potenza, la capacità di interagire a livello europeo, però credo che poter dire la nostra in maniera pulita, sana, attenta sia importante. Allora, sentiamo anche l'assessore, intanto entriamo anche all'interno del frantoio, perché possiamo così anche vedere questa struttura. È una struttura abbastanza recente. Quando è stato inaugurato questo frantoio? Guarda, il frantoio è stato inaugurato nella campagna 2008-2009. Prima si trovava, i macchinari naturalmente sono tutti nuovi. Sì, sono tutti nuovi, di una ditta che si chiama Alfa Laval. Ecco, cosa sono questi macchinari? Che tipo? Tutti i macchinari in acciaio inossidabile. Come vedi... Il processo come inizia? Inizia con un defoliatore, sotto c'è una lavatrice, poi c'è il frangitore e poi le gramole, che sono dei contenitori dove ogni contadino fa andare le proprie olive. Ognuno ha il suo reparto. E dalla gramola poi si passa al decanter, che anche, è una centrifuga. Una volta era sostituito dalle macine di pietra, se ti ricordi. Ora invece si fa tutto per centrifugazione. E da lui esce già acqua, olio e sansa.
L'olio non è ancora perfettamente pulito e viene passato attraverso i separatori che lo filtrano bene e fanno uscire il prodotto finito. E da qua esce l'olio, il prodotto finito. Qui esce l'olio che è il prodotto finito. L'olivicoltore si può seguire tutta la sua trafila fino a... Sì, vedi che c'è la bilancia, si pesa il suo olio, vede le quantità prodotte. Ma se un giovane esce proprio contento. Un giovane volesse avviare un'attività come questa, non avendo però alle spalle già qualcuno che lo ha fatto in passato, di fronte a quali difficoltà o burocrazie si trova? A parte un capitale iniziale che immaginiamo sia abbastanza consistente. Il capitale, sì, ce ne vuole tanti soldi, ecco, per fare una cosa così. Io sono stato fortunato qua a Levi perché sono stato agevolato dal comune che mi ha aiutato parecchio nelle pratiche burocratiche. Poi sono stato aiutato anche in piccola parte dalla Comunità Europea perché ho preso circa 150.000 euro a fondo perduto. E ti dico la verità che quando lo stavo facendo mi hanno fatto proprio piacere quei soldi lì perché mi ci sono voluti proprio tutti, ecco. E comunque è anche un lavoro che ti dà soddisfazione perché vedi tanta gente, hai l'occasione di incontrare un po' tutto il paese, anche dei comuni vicini. Naturalmente in questo periodo sono mesi che devi lavorare proprio tantissimo perché, come sai, le olive vanno lavorate in tempi brevi perché sennò il prodotto non raggiunge le qualità che deve raggiungere. Previsione di apertura del frantoio quest'anno, fino a quando continuerete a frangere? Ma io credo che fino a gennaio si continuerà a frangere, ecco, sì. Allora, Assessore, abbiamo introdotto diversi argomenti, non volevo tralasciare, però era bello anche visitare il frantoio. Partiamo da quest'ultimo racconto. Se uno deve partire da zero, magari gli aiuti ci sono, abbiamo ascoltato, ci sono anche degli aiuti europei, però insomma non è mai facile la partenza. Sì, allora gli aiuti ci sono, il piano di sviluppo rurale prevede delle misure atte a sostenere questi interventi, nella fattispecie la misura 4.2 che finanzia la trasformazione, quindi un frantoio di questo genere può essere in parte finanziato. Se è un giovane ha più di un'agevolazione, specie se è un giovane che parte da zero e quindi che deve costruirsi tutto da capo, deve anche avviare l'impresa che non l'ha ancora avviata, quindi agevolazioni ulteriori. Credo che, adesso andando un po' a memoria, credo che possa arrivare a avere un 60, massimo 70% di contributo a fondo perso, che è comunque un ottimo aiuto. Sicuramente la burocrazia la fa da padrona sempre, in qualsiasi cosa si avvii in questo Paese. Questo è il motivo per cui molti delle nostre imprese delocalizzano e vanno a fare impresa fuori dall'Italia. Dobbiamo essere in grado, capaci, in modo sinergicamente, quindi regioni, amministrazioni comunali e governo centrale, di creare delle situazioni in modo da agevolare questo, specie in questo momento in cui lavoro ce n'è poco. Se abbiamo qualcuno che ha voglia di investire, che ha voglia di lavorare, dobbiamo agevolarlo in qualsiasi modo. Quindi bisognerebbe uscire un po' fuori dalle logiche europee, quelle che prevedono che debbano esistere solamente i grandi gruppi, le multinazionali. Noi siamo contro questo, noi siamo per i piccoli, che sono quelli che mantengono vivi i territori. Poi ci vogliono anche quelli medi, le medie imprese che servono per insomma, creare un'economia diversa, ma noi abbiamo bisogno dei tanti piccoli, di sostenere le tante micro imprese che abbiamo in Regione Liguria, anche per la parcellizzazione dei terreni e quindi delle produzioni, e sperando sempre di puntare sempre sulla qualità, perché la nostra qualità non è seconda a nessuno, però ci sono delle logiche che entrano, come quella che citava prima il salvaguardia sindaco, anche proprio dell'originalità e della qualità dei nostri prodotti. Il sindaco ha parlato del CETA, che sono questi accordi accordi internazionali di libero scambio. Tra l'altro c'era il TTIP prima ancora con gli Stati Uniti d'America, adesso stanno lavorando su un qualcosa con la Cina. Mi vengono i brividi solo a pensarlo. Purtroppo è difficile entrare in queste logiche, è difficile contrastare
contrastare da livello locale, comunale o regionale questi eventi. Noi dobbiamo comunque continuare a cercare di mantenere vivo il territorio stando vicino alle nostre imprese. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare, cercheremo di farlo con forza, anche grazie, lo stava dicendo lui prima, alle amministrazioni comunali che danno una mano a questi imprenditori a avviare, a mettere su impresa, ed è il primo tassello fondamentale. Del resto sono i sindaci che diciamo l'anello forte della catena. Ma allora, andando sul tema agricoltura, una richiesta per l'assessore Mai, visto che ce l'abbiamo qui, che arriva dal territorio di Levi. Gliela dico sicuramente, che si sbrighino ad attuare il PSR, quindi in questo senso glielo dico con forma diciamo simpatica, però io credo che laddove ci sono delle disponibilità, no? O fondi europei o fondi regionali, se ben gestite producano delle positività. E questo PSR allora quando si sblocca? No, in realtà noi sino ad oggi abbiamo staccato nulla osta per 18 milioni. La misura 4.2 ad esempio sulla trasformazione ha visto un finanziamento di 7 milioni e 3, credo 20 aziende, ci sono interventi importanti sino a 8 milioni, quindi 8 milioni di intervento, quindi cose anche grosse. Adesso abbiamo, credo, nel giro di 15-20 giorni la risposta per i giovani, e entro fine anno per tutte le imprese, la famosa 4.1 che è gli investimenti aziendali, entro fine anno massimo avremo le risposte. Purtroppo c'è da dire che ci sono stati tanti rallentamenti causati, lo sappiamo bene, da AGEA, questa agenzia nazionale, e abbiamo fatto una convenzione con la Regione Marche per avere a disposizione il loro sistema informatico, che sembra più efficiente, più rapido, più semplice. Cioè alla fine, diciamo così, il nodo è stato un problema informatico che non ha... Una cosa paradossale, al giorno d'oggi... Cioè, c'erano i soldi, c'era la disponibilità, c'erano le richieste... I bambini che nascono già col cellulare in mano, noi abbiamo avuto un problema informatico. Un intoppo informatico. Il primo bando si aprirà a breve, sarà un bando prova, quindi anche con la complessità di riprogettare tutto il sistema e riformare tutti i tecnici di tutta la regione, quindi non è una cosa semplice, un passaggio penso importantissimo che però la parte tecnica ha preso molto bene, perché i tecnici delle Marche sono già venuti, ci hanno fornito assistenza, hanno presentato questa nuova modalità, sembrano tutti soddisfatti, quindi per dare dei dati, noi 18 milioni di nulla osta li abbiamo staccati, arriveremo a 54 entro fine anno e arriveremo a circa 80 entro febbraio. Significa che da qui a febbraio potremo staccare nulla osta per 80 milioni di euro per circa 6, 7, 8 mila aziende. Bene, allora ringraziamo Mauro Solari che ci ha ospitato e che ci ha anche fatto assaggiare l'olio nuovo, buono. Grazie a voi che siete venuti. Ringraziamo il sindaco Vittorio Centanaro, allora, buon lavoro, ogni tanto sentitevi allora con l'assessore. Assolutamente sì, approfitto anche per fare auguri di buone feste, visto che siamo in una fase che prelude il Natale, quindi serenità per tutti, che ci sia veramente il rilancio, anche direi morale, da parte dell'uomo. Stiamo avviando verso l'ultima tappa del nostro itinerario, toccando un altro segmento delle attività legate al territorio, ovvero quello dell'allevamento. Prima ancora però di accennare con l'assessore Mai a questo tema, richiamerei un prodotto che è stato citato, quello delle nocciole, che è un prodotto che un tempo veniva molto coltivato anche in queste zone, si è poi progressivamente perso, ora c'è un tentativo anche di rivalorizzare anche la nocciola. Sì, devo fare un plauso all'iniziativa della Camera di Commercio di Genova che ha registrato il marchio Nocciola Misto Chiavari, un'antica tradizione, un'antica produzione che si è andata persa, sostanzialmente è la fusione di 7 cultivar diverse che una volta dava un certo sviluppo anche economico in queste vallate, un certo reddito.
purtroppo poi chiaramente gli effetti della globalizzazione, la difficoltà a coltivare in zone così impervie ha visto abbandonare queste produzioni. Ora con il rilancio di questo marchio sicuramente ci sarà una valorizzazione non solo del prodotto ma di tutte le aree, quindi io penso anche non solo al recupero di noccioleti ormai persi ma anche di impianto di nuovi noccioleti. Per quanto riguarda invece l'allevamento, che stagione sta vivendo tutto il comparto, il settore? Direi critica, assolutamente critica, è il settore che sta patendo più di tutti. Vi ricorderete sicuramente la crisi del latte che comunque abbiamo affrontato in qualche modo creando la prima filiera del latte ligure, quindi recuperando tutto il latte che ricordo era febbraio-marzo, veniva buttato via letteralmente in concimaia, in letamaia dagli allevatori. Abbiamo raccolto tutto questo latte, lo casifichiamo e viene distribuito poi nuovamente nei negozi liguri. Il secondo problema è in ordine alla siccità, perché i prati pascoli sono quelli che hanno sofferto maggiormente questa siccità estiva e quindi c'è pochissima produzione di foraggio. Mi dicono una perdita anche del 60%. Questo significa che i produttori, gli allevatori saranno costretti a comprare il foraggio altrove, mentre prima se lo facevano in autonomia, comprarlo, e avrà sicuramente dei prezzi molto elevati rispetto al passato, perché questa siccità l'hanno sentita tutte le regioni. Il terzo problema che stanno vivendo è con l'associazione allevatori, ARAL, l'Associazione Regionale Allevatori Liguri. In realtà il sistema della zootecnia sta soffrendo in tutta Italia. Alcuni sono già saltati, sono già falliti. In Regione Liguria si è rasentato questo fallimento. Noi come Regione Liguria abbiamo cercato di sostenere assolutamente questo settore, anch'esso di nicchia, ma che dà un grandissimo contributo all'ambiente, e abbiamo provato a trovare delle risorse che abbiamo destinato appunto a questa associazione allevatori che si occupa di erogare i servizi a questo comparto. Anzi, questa associazione ha avuto molti problemi, non solamente di ordine economico, ma anche di ordine amministrativo burocratico, tant'è vero che avevano i conti pignorati e un debito con l'INPS enorme. Quindi noi siamo intervenuti come Regione Liguria, abbiamo direttamente pagato l'INPS per conto degli allevatori, sbloccandogli il DURC e potendo erogare finalmente le risorse. Purtroppo in questi periodi ARAL ha licenziato molte persone. Speriamo, insomma, l'auspicio di tutti quanti è quello che queste persone possano essere riassunte, ricollocate a dare i servizi agli allevatori. Sul discorso della siccità è stato richiesto lo stato di calamità, così come abbiamo già anche detto in precedenza, però nella concretezza poi che aspettative ci possono essere di recuperare almeno un po' di risorse economiche? La speranza è l'ultima a morire, dicono, e noi ci vogliamo credere fino in fondo. Regioni, credo che almeno 12 regioni abbiano chiesto lo stato di calamità naturale. Generalmente questi se dovesse essere riconosciuto dal governo centrale non saranno risorse cash da dare agli allevatori pronti via, saranno probabilmente crediti d'imposta, che non è esattamente il riconoscimento del danno, ma comunque un aiuto che può essere fondamentale per i nostri agricoltori. Ci siamo trasferiti in località Terrarossa a Mocolnesi e andiamo quindi a visitare un allevamento, quello del signor Agostino Dasso, che salutiamo. Piano Augusta, che è mia moglie. È intitolato a sua moglie, ma lei è Agostino Dasso. Io sono Agostino Dasso. E qui abbiamo anche Paolo Corsiglia, che oltre ad essere un florovivaista è anche vicepresidente di Coldiretti. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di essere venuti qua in Fontana Buona a vedere le nostre realtà produttive. Abbiamo
Abbiamo già toccato diversi argomenti dell'agricoltura, poi magari in conclusione facciamo una sintesi, però mancava il segmento legato proprio alla zootecnia, all'allevamento. E allora, signor Dasso, intanto lei da quanti anni che si dedica a questa? Quando sono nato, perché lo faceva mio padre. Quante mucche avevate? E avevamo 7-8 mucche, ma in 3 stalle che erano le stalle tradizionali, che erano i fondi delle case. Come ha deciso di portare avanti questa tradizione? E andando alle fiere, Verona, Cremona eccetera, sentivo discorrere gli allevatori che avevano 50-60 mucche, dicevo ma come cavolo fanno? Sono andato sul Piacentino a vedermi delle stalle, ho visto come lavorano e ci ho detto a mio papà dobbiamo fare una stalla nuova perché sennò... Allora andiamo anche un po' più dentro a questa stalla. Che caratteristiche ha? Quali sono gli elementi principali di novità rispetto alle vecchie stalle? C'è più meccanizzazione perché c'è il nastro che porta via il letame, che leva del gran lavoro e si riesce, diciamo così, a avere molti più bovini e si fatica molto meno. Si fatica molto meno. Lei quanti capi ha attualmente? Adesso ho 15 capi. Si fatica molto meno, però c'è un compenso. Ecco. Prima una famiglia con 10 mucche viveva, parlo degli anni 60, adesso ce ne vuole 100-200. Per riuscire ad avere il sostentamento per una famiglia. Esatto. E nelle nostre piccole realtà, perché la Liguria, il difetto grosso della Liguria è avere gli appezzamenti di terreno tutti frazionati. Io purtroppo per poter vivere, cioè per poter difendermi, mi sono comprato una cascina a Piemonte dove il terreno è accorpato e si riesce a lavorare. Allora anche con Paolo Corsiglia... Qua il terreno agricolo, lei lo paga 20-25 euro al metro quadrato. Capisci che per un po' ho comprato qualche pezzettino, poi ho detto ma qua siamo fuori, cioè non si riesce. Ha già introdotto tanti argomenti. La realizzazione del territorio qui in Liguria sicuramente è un problema notevole. Il clima sicuramente rispetto al Piemonte è dal giorno alla notte, quindi abbiamo un ottimo vantaggio su questa partita qua. E la parcellizzazione del territorio invece è un problema difficilissimo, anzi tanti terreni non si riesce neanche a risalire di chi sono i proprietari perché sono defunti da centinaia d'anni, ecco, non si trovano. I terreni abbandonati. Sì, totalmente abbandonati, quindi di dissesto geologico e quant'altro, ecco, incendi che portano poi alle varie caratteristiche che abbiamo da Sarzana a arrivare a Ventimiglia sul problema del dissesto geologico, quindi frane e quant'altro, che poi capita da un anno all'altro, capita sfortunatamente ai nostri cugini magari i savonesi e l'altro anno capita a noi, vediamo tutti gli anni che c'è un problema notevole. Ecco. Ecco, qui siamo già in una stalla attrezzata, abbiamo visto, tenuta bene, con un discreto numero di capi di allevamento. Sentivamo prima però che il signor Dasso ci diceva che appunto non è che se uno non lo fa per passione non c'è un vero e proprio ritorno economico che possa garantire anche il sostentamento a una famiglia. Guardi, soprattutto per chi vende il latte, oggi come oggi è durissima. Sulla partita del trasformato invece abbiamo già dei riscontri più interessanti, quindi chi fa filiera colta fa dall'allevamento alla produzione del latte e poi il trasformato, invece c'è ancora della marginalità. Il trasformato però ci vogliono ulteriori autorizzazioni. Quello ci mancherebbe altro, ci vuole caseificio e quant'altro, quindi ci vuole tutte le autorizzazioni ASL per poter essere a norma, per mettere sul mercato un prodotto che sia consono alle direttive europee e quant'altro. La formula delle fattorie didattiche, delle aziende agrituristiche è una formula che insomma in qualche modo gratifica anche le fatiche che si spendono proprio per questo settore. Certo, questo sicuramente è stato possibile grazie a questa opportunità che ci è stata data di poter fare sinergia quindi col turismo, con avere l'opportunità di interfacciarsi con le scuole, che penso che dovrebbe essere una peculiarità
da imporre alle scuole, di dare lustro alla produzione, la produzione che magari tanti ragazzi e tante persone non conoscono, non sanno neanche da dove arriva il latte più tanti vanno a comprarlo al supermercato, lo trovano nei brick e dicono latte come le uova e quant'altro, però non c'è una filiera, e questo penso che dovremo tornare a dare un segnale importante come nazione, come realtà locali, per far sì che le persone sappiano, i bambini che sono una spugna e che se oggi fossero qua penso che avrebbero una visione a 360 gradi dell'allevamento delle mucche, che poi sono quello che si trovano nello scaffale, arriva da questa partita qua. Ecco. Signor Agostino, del latte che producono le sue mucche, che cosa ne fa? Allora, principalmente lo do ai vitelli, faccio la linea vacca-vitello, cioè ingrasso i vitelli. E poi per uso famiglia facciamo un po' di formaggio, facciamo yogurt e stracchino. Non lo vende però? No, assolutamente non lo vendo. Perché? Non lo vendo perché ci vorrebbe allora degli impianti a norma, bisognerebbe fare eccetera, e anche lì bisognerebbe... Ciò che non vale la candela, lei dice? Bisognerebbe essere un po' più grandi come dimensioni. Allora potrebbe uscirci da lavorare. Così è troppo piccolo. Sì, tra l'altro non è neanche una delle aziende più piccole, penso che sia sopra la media questa, questo dice già tutto, la dice lunga, cioè una stalla sopra la media in Regione Liguria che non riesce a stare in piedi, anzi vive grazie allo sforzo, alla passione costante, quotidiana, tramandata dai nonni, dagli avi, fa fare molte riflessioni. Purtroppo quello che ha detto lui è molto vero. Poi per quanto riguarda il discorso del latte, sapete, ne abbiamo parlato anche prima, se ricordate, insomma, un anno fa il latte veniva venduto massimo a 19 centesimi al litro, quando il prezzo minimo di produzione è 35, cioè capite che non è una cosa sostenibile. Adesso con la filiera siamo riusciti a far salire un pochettino il prezzo del latte, quindi perché? Perché poi lo casifichiamo, però dovendolo venderle al pubblico, al dettaglio, è impossibile avere il costo necessario, quantomeno vedere riconosciuti i costi di produzione. Il mercato della carne va leggermente meglio, però ci sono tantissimi problemi, non solamente i problemi legati alla burocrazia, alle normative, ASL, normative europee, eccetera. Ci sono anche grosse problematiche che riguardano l'approvvigionamento di foraggio. Sappiamo ad esempio, e lo ripetiamo quest'estate con la siccità, foraggio non si... Lei dove si approvvigiona? In Piemonte, nella mia azienda, faccio quei balloni lì. Quest'anno purtroppo di solito facciamo 2, a volte 3 tagli, quest'anno un taglio, stop. È sufficiente per arrivare al prossimo? Riesco a barcamenarmi, le tengo un po' più strette. Hanno avuto una perdita fino al 60% della produzione, questo significa che chi non riesce ad avere la fortuna sua, anzi la lungimiranza di avere appezzamenti fuori Regione Liguria per approvvigionarsi di questo foraggio, deve comprarlo, e i costi quest'anno sono molto più elevati. Noi intanto abbiamo fatto amicizia con questo bellissimo esemplare. Questo esemplare, le razze che lei alleva? Allora, io sono partito dalla pezzata nera, l'olandese, la classica bianca e nera, che è quella lì ancora pura, e poi mi sono dirottato sugli incroci, perché sono più robusti e danno meno problemi. Ma è vero che sono un po' come elementi di famiglia ai suoi... Sì, sono come le mie figlie. Anzi, mia moglie mi dice che voglio più bene alle bestie che a loro. Ecco, il problema del foraggio, della siccità è un problema sicuramente attuale. C'è anche, come Coldiretti, un sostegno, un modo per cercare di arrivare anche a delle soluzioni che rendano quantomeno vivibile anche semplicemente per diciamo così, un utilizzo familiare. Il signor D'Arso ci sta dando testimonianza che lui, oltre che per passione, lo fa per la sua famiglia. Certamente, ma è giusto che uno che si impegni deve avere reddito. Come Coldiretti abbiamo aperto i vari mercati di campagna amica, quindi cerchiamo di far incontrare il consumatore col produttore.
e di conseguenza si parlava prima di agriturismi, quindi fattorie didattiche e quant'altro, e questo penso che potrebbe essere anche lì un sostentamento, un afflusso di denaro rispetto alla direttiva che uno ha di produzione, di vendita diretta del prodotto, che può portare sinergia e dare un po' di ossigeno alle nostre aziende agricole. Ecco, questo può essere l'unico ad oggi possibilità di poter fare una nuova linea economica di intervento. Ecco. Abbiamo citato tante realtà, abbiamo citato anche tante problematiche, dal dissesto idrogeologico, cinghiali, animali selvatici che sono sempre più diffusi, siccità, però ci avviamo verso anche la conclusione di questo programma, quindi dobbiamo anche lasciarci con una prospettiva, perché sicuramente ripartire dalla terra, lo dicevamo forse già anche in apertura con l'assessore, la terra è un elemento dal quale ripartire anche per un rilancio, anche, che può essere anche lavorativo. Che cosa possiamo vedere quindi all'orizzonte di questo settore e soprattutto come mettere insieme le forze, perché giustamente l'assessore dice se non ci sono fondi non li possiamo neanche dare e quindi di conseguenza... È una sinergia, ovvio, le istituzioni, quindi come la Regione e la Comunità Europea da dove arrivano i fondi devono essere sinergiche al territorio e alle aziende. Questo è importantissimo per poter sviluppare anche realtà, anche c'è tanta richiesta di start-up, di aziende, di ragazzi che vogliono implementare il comparto agricolo. Il comparto agricolo, secondo me, come dicevo prima, bisogna farlo implementare passando anche tanto dalla scuola dell'obbligo. La scuola dell'obbligo deve dare un volano importantissimo, far conoscere le realtà, far conoscere il prodotto da dove arriva, dalla base, e quindi dare una conoscenza, una capacità anche ai nostri ragazzi e alle famiglie di valutare al meglio. Infatti Coldiretti porta avanti sempre un progetto di etichettatura dei prodotti per far sapere da dove arrivano, da chi vengono prodotti, per dare l'opportunità a chi vuole di portare a casa un prodotto locale, un prodotto che sicuramente dovrebbe avere caratteristiche migliori di quello che magari si trova all'estero. Ecco, soprattutto sul comparto lattiero caseario vediamo quanto latte arriva, quante cagliate arrivano da tutta l'Europa e poi vengono portate in Italia, magari cambiato il packaging o vengono direttamente confezionate con un brand italiano, un made in Italy, e viene portato sulle tavole degli italiani un prodotto che non è italiano. Ecco, questo noi dobbiamo pensare che non si può più andare avanti così. Dobbiamo... Un allevatore come il signor Dasso non immette il suo prodotto sul mercato, insomma è un po' un cane che si... Perché ho preso una bidonata con la cooperativa, io ho preso 18.000 euro, ho fatto praticamente 18 mesi che non ho mai preso una lira. Diciamo, a parte il suo caso, insomma, il problema latte è un problema sul tavolo e sicuramente se chi produce non li mette sul mercato non avremo mai anche un... Non riusciamo a starci coi prezzi, noi non ci riusciamo. Vediamo che cosa ci dice l'assessore in merito. Ha ragione, cioè il latte, fare latte oggi non c'è convenienza economica. Se c'è stata una crisi in Italia, non solamente in Liguria, qualche motivo c'è, sicuramente le multinazionali che acquistano latte, specie dall'est ma anche da altre parti del mondo, a 10 centesimi, fanno gli interessi loro. Sono azioni commerciali più che legittime. Non possiamo costringere queste grandi case ad acquistare il latte nostro a 50 centesimi al litro. Vorremmo che fosse così, ma non è possibile. Chiaramente però la tracciabilità del latte, che è stata ottenuta grazie a un lavoro che abbiamo fatto con Regione Liguria, che ha fatto richiesta alle altre regioni e sottoscritta da tutti quanti, e Coldiretti, quindi un'azione diciamo congiunta, un'azione tenaglia nei confronti del Ministero. Siamo riusciti ad avere questa tracciabilità. Significa che su tutti i prodotti lattiero-caseari noi adesso avremo indicata
indicata l'origine, non solamente l'origine di latte ma anche dove è stato trasformato il prodotto. Questo sicuramente è un aiuto a tutto il comparto, ma non è sufficiente, perché poi bisogna andarlo a comunicare bene, e quindi io penso che la grande battaglia futura sarà, il grande impegno dovrà essere riservato alla promozione, all'azione di marketing, di sensibilizzazione, per far capire al consumatore finale qual è la qualità dei nostri prodotti e perché i nostri prodotti in alcuni casi costano anche qualche centesimo in più. Qualche centesimo in più dobbiamo pagarlo per forza, perché noi diamo dei prodotti, eroghiamo dei prodotti di eccellenza assoluta, e di questo bisogna esserne consapevoli, e quelli purtroppo vengono prodotti e trasformati in zone a volte impervie, specie per quanto riguarda la zootecnia o altri settori, magari ci si trova in assenza di viabilità, non ci sono grandi appezzamenti in pianura, quindi non possiamo sfruttare trattori, macchine agricole, ma bisogna fare raccolta a mano e produzione a mano. Questo significa un prodotto di maggiore qualità, ma significa anche costi aggiuntivi a carico dell'azienda, e quelli devono essere chiaramente riconosciuti dall'intero comparto, ma sicuramente dal consumatore finale, e devono essere riconosciuti anche economicamente all'azienda. E allora, signor Dasso, che domanda possiamo fare in conclusione all'assessore che è venuto a visitare, era già stato in questa azienda agricola, però è dura anche per lui. È dura anche per loro, perché purtroppo è una lotta contro il territorio troppo frazionato. Dall'est hanno fatto l'Europa unita, i politici, ma non hanno fatto l'Europa economica unita, perché giustamente in Romania arriva il latte a 20 centesimi, ma lassù guadagnano, perché dobbiamo ritornare che qua un operaio 1.500 euro ce li devi dare al mese, lassù ci danno 150 euro al mese, cioè 1 a 10. E il latte 1 a 10 a noi ce lo pagherebbero 2 euro, che noi potremo anche guadagnarci. Paolo? È giusto, questo indubbiamente l'Europa, ogni paese ha la propria remunerazione delle persone, quindi questo è un problema, cioè lavoriamo praticamente a armi impari, e questo a noi ci sta dando un grosso problema, e soprattutto sull'etichettatura del prodotto, tornando al discorso di prima, è importantissima. Adesso la battaglia che sta facendo col Diretti è anche sulle farine, ecco, parliamo di pasta, la pasta viene tra virgolette trasformata in Italia, il prodotto italiano è pochissimo, è carissimo, oggi come oggi le aziende preferiscono approvvigionarsi all'estero perché è carissimo, perché ha un costo di produzione superiore rispetto al granaio d'Europa, che può essere l'est europeo o al Canada, però questa cosa qui noi dobbiamo farla conoscere alle nostre persone, ai consumatori, perché poi il front office di tutta l'agricoltura è il consumatore. Chi alla fine andrà a consumare deve sapere cosa mangia, deve sapere, senza nulla togliere. Noi non diciamo che il prodotto che arriva dall'estero sia inferiore al nostro, noi vogliamo che il consumatore abbia l'opportunità di dire: questo è un prodotto 100% italiano, con una filiera, con una tracciabilità, per dar sì che l'opportunità di valutare al consumatore finale l'opportunità di acquistare un prodotto italiano, magari pagandolo di più, però sapendo che arriva da una produzione, che ci sia un'economia dietro di scala, è molto importante, e una salvaguardia del territorio, perché ne deriva anche questo, perché chi tiene pulito e coltivato il territorio tiene un territorio sempre una manutenzione che certo, fa una manutenzione serve a tutti. Certo. Ecco. Sul fronte europeo però, Assessore, che azioni si possono intraprendere per cercare di rendere questa comunità, anche come diceva il signor Dassa, anche da un punto di vista economico unita? Che non sia soltanto a salvaguardia di alcuni e a scapito di altri. Mi sta toccando proprio nel vivo qua. Vai dura. Qua me le tira proprio fuori. Vai dura. No, allora, senza voler fare la politica, non ha senso un'Europa così, non ha proprio senso. Ha detto lui in parole povere, però non possiamo giocare con regole diverse. Cioè, se vogliono
uccidere l'agricoltura e non solamente, ma anche la pesca in Italia, in Liguria, ma in Italia, questa è la strada giusta. Se invece si vuole far ripartire l'economia di tutti gli Stati membri, quindi con regole uguali anche per quanto riguarda, che so, l'utilizzo di fitofarmaci, diciamo le regole sul lavoro, le regole sanitarie, allora bisognerebbe che l'Europa fosse veramente uguale in tutti gli Stati membri. Le regole dovrebbero essere uguali. Purtroppo così non sono e noi ne paghiamo le conseguenze, perché cerchiamo di lavorare bene, seguendo le normative, però poi se ci vuole una mediazione però anche con l'Europa, quindi a questo punto per trovare una soluzione che possa essere. Ma come si fa a mediare con un'Europa che ci sta seppellendo? Non è possibile, lì bisogna ribaltargli le scrivanie, perché poi tra l'altro noi adesso stiamo girando il territorio e i produttori, le aziende stamattina hanno esortato a far girare maggiormente i politici sul territorio per rendersi conto. Bisognerebbe andare a prendere quelli che sono nelle commissioni europee, che fanno veramente la politica europea, e portarli a vedere tutte le realtà, non solamente le realtà delle grandi aziende, delle multinazionali, ma capire che ci sono anche tante piccole imprese, micro e piccole imprese, che vivono di stenti, ma che sono quelle che tengono in piedi un territorio. Le multinazionali vanno a cercare prodotti dove si fa agricoltura intensiva, magari dove si parla anche di OGM, e quindi questo non va bene. Allora, se deve essere un'Europa unita veramente, le regole devono essere uguali per tutti, e quindi le nostre aziende, se vogliamo aiutarle, l'azione principale va fatta nei confronti dell'Europa. Io spero che anche grazie a trasmissioni come questa si possa sensibilizzare una classe politica che non è quella a livello regionale, ma quelle superiori, per fare in modo che queste dinamiche europee non debbano essere subite dall'Italia, ma l'Italia possa dire: Europa, scusate, in Italia funziona in modo diverso, non funziona come in altre realtà, quindi per cortesia dateci una mano a far mantenere queste azioni sul territorio, queste imprese sul territorio. Non vogliamo gli aiuti di Stato, fare assistenzialismo, vogliamo dare la dignità giusta alle nostre imprese, e questo può essere solamente se hanno delle regole certe e non concorrenza sleale. Bene, noi ringraziamo l'assessore Stefano Mai che è stato con noi in questo itinerario sul territorio, ringraziamo chi ci ha ospitato per ultimo, il signor Agostino Dasso e Paola Quersiglia. Speriamo che in qualche modo si possa continuare a coltivare l'agricoltura, l'abbiamo intitolata così questa trasmissione, coltivare l'agricoltura, grazie anche a tante collaborazioni. Mi sembra che la buona volontà anche dai piccoli e medi imprenditori agricoli ci sia, e speriamo che appunto possa andare avanti questo settore così importante della nostra economia. L'appuntamento per quanto riguarda il Direttamente Su è per la settimana prossima, arrivederci.